La Regione autorizza l'uso di 3 pozzi per l'irrigazione nella zona di Cammarata, soddisfazione espressa dall'assessore regionale Aricò, che ringrazia il Genio Civile di Agrigento per la sua tempestività. Sulla crisi idrica interviene Aldo Capitano di Insieme nel Sociale. Nel Palermitano una rottura pregiudica la distribuzione idrica in diversi comuni. In arrivo finanziamento anche per la città di Porto Empedocle sulla viabilità grazie alla manovra all'Assemblea regionale siciliana. Emerse grazie a dei controlli dell'assessorato regionale all'istruzione numerose irregolarità nei 20 istituti passati al setaccio. Serata di gala il prossimo 4 agosto per il concorso Fotografa San Calogero. Al via domani la rassegna teatrale Pirandello al Caos con il berretto a sonagli. Successo ieri sera per il torneo di calcio a 5 alla Pinetina a San Leone. L'Agragas presenterà la squadra al Teatro Pirandello lunedì 5 agosto. Intervista al giocatore Lofaso, il ritiro per la preparazione atletica. Buongiorno ai nostri telespettatori con l'appuntamento quotidiano del nostro telegiornale TV Notizie. Crisi idrica, la Regione autorizza società ad Agrigento al prelievo dell'acqua, soddisfatto l'assessore regionale Aricò, via libera in tempi record il servizio. Primi effetti della direttiva della Regione siciliana che rende più semplici e veloci le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al prelievo di acqua per uso non domestico. Nell'arco di appena una giornata dalla presentazione dell'istanza, il Dipartimento regionale tecnico, attraverso il Genio Civile di Agrigento, ha autorizzato una società di Cammarata ad attingere in via provvisoria l'acqua pubblica da 3 pozzi per l'irrigazione di terreni adibiti a verde attrezzato. Appena 2 giorni dall'entrata in vigore della direttiva, ha commentato l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, che aveva firmato il provvedimento, si sta dimostrando un prezioso strumento per combattere la crisi idrica. L'autorizzazione, arrivata oggi a poche ore dalla presentazione dell'istanza, è il risultato di un gioco di squadra con tutti gli uffici coinvolti. Per questo, afferma Aricò, voglio ringraziare il Dipartimento regionale tecnico e gli uffici del Genio Civile di Agrigento che si stanno impegnando per mettere in pratica la direttiva. E sulla crisi idrica in città interviene oggi il coordinatore del movimento Insieme nel Sociale, Aldo Capitano. Aldo Capitano di Insieme nel Sociale interviene sull'emergenza idrica in città. La siccità gradualmente si è presentata ed iniziata almeno da 30 anni. Ciò perché in Sicilia, afferma Capitano, specialmente si sta attuando il processo della desertificazione. Il Sole e il nostro pianeta Terra nei millenni e nei miliardi di anni hanno avuto delle fasi alternate di siccità e pioggia anche devastanti. I 2 pianeti, come un computer, passando i secoli si resettano. Ma è pur vero, afferma Capitano, che il nostro pianeta, con la marmitta del mondo, che oggi è rappresentata dall'inquinamento prodotto specie in Cina e in altre nazioni, l'uso dei carbon fossili, l'uso del petrolio e dei suoi derivati, la benzina e il gasolio amplificati dall'utilizzo delle auto e delle industrie, producono la moltiplicazione all'ennesima potenza dell'inquinamento atmosferico, fino alla produzione del buco dell'ozono e dell'aumento della temperatura nell'atmosfera, accompagnata dallo scioglimento dei ghiacciai, dei laghi e dei fiumi. Dunque la siccità è un fenomeno mondiale, la Sicilia, l'Africa ne risentono maggiormente perché è al sud del mondo. Ciò non giustifica i ritardi della politica internazionale e nazionale, in particolare da noi in Sicilia, afferma Capitano, e ad Agrigento il menefreghismo politico e l'inettitudine hanno aggravato complessivamente il quadro della situazione senza provvedere anticipatamente con opere di compensazione. E a causa di una rottura di una condotta idrica nel Palermitano, alcuni comuni del suo hinterland sono rimasti a secco. Il servizio da Palermo. Grossa perdita nell'acquedotto Nuovo Scillato in corrispondenza del territorio comunale di Cerda a causa di uno scoppio lungo la condotta.
ne ha dato la notizia l'AMAP. L'incidente ha determinato l'interruzione della fornitura idrica ai comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Villabate, nonché al distretto Bandita, Favara Galletti di Palermo e alle utenze del canale di Scillato, comprese tra la botola 34 e 81, e alle utenze idropotabili della zona industriale di Termini Imerese. Forti disservizi già in queste ore per l'intero bacino d'utenza, che non riceve più l'acqua dallo Scillato, compresa la frazione Portella di Mare del comune di Misilmeri, anche se non gestita dall'AMAP. Tenuto conto dell'attuale scenario di crisi idrica, precisa l'azienda partecipata del comune di Palermo, non sarà possibile minimizzare i disservizi tramite il ricorso a prelievi da fonti idriche alternative in atto non disponibili. I lavori avranno immediatamente inizio non appena sarà completato lo svuotamento della tubazione. Allo stato attuale, spiega l'AMAP, non è possibile fornire indicazioni esatte sulla durata delle opere di riparazione. Intanto arrivano i primi effetti della direttiva della Regione, che rende più semplici e veloci le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al prelevo di acqua per uso non domestico. Nell'arco di appena una giornata alla presentazione dell'istanza, infatti, il Dipartimento Regionale Tecnico, attraverso il Genio Civile di Agrigento, ha autorizzato una società di Cammarata ad attingere in via provvisoria acqua pubblica da 3 pozzi per l'irrigazione di terreni adibiti a verde attrezzato. Anche il comune di Porto Empedocle ha usufruito dei contributi inseriti nella manovra finanziaria dell'Assemblea regionale siciliana verso gli enti locali, in particolare quelli dedicati alla viabilità empedoclina. Ce ne riferisce in questa intervista il sindaco Calogero Martello. Siamo con il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello. Ecco, dei finanziamenti sono arrivati anche al comune di Porto Empedocle, inseriti in questa maxi manovra dell'Assemblea regionale siciliana. Di cosa si tratta, sindaco? Sì, innanzitutto grazie direttore. Niente, io volevo semplicemente approfittare della sua disponibilità per ringraziare la reputazione argentina di Forza Italia, in modo particolare il vice segretario regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, perché ancora una volta ha dimostrato la sua attenzione sulla città di Porto Empedocle. E infatti nelle variazioni approvate al bilancio l'altro ieri sono stati stanziati per il comune di Porto Empedocle, per come avevamo noi richiesto, 155.000 euro per la manutenzione strade ed arredo urbano. Questi vanno a impinguare il capitolo di circa 180.000 euro, sempre avuti circa 4 mesi addietro da un altro emendamento presentato all'onorevole Gallo, proprio per cominciare a migliorare quella che è la viabilità della città di Porto Empedocle, una viabilità che è stata abbandonata negli anni e che ha portato le nostre strade a diventare dei veri colabrodo. Quindi il nostro impegno, come l'impegno della deputazione regionale, è stata quella di concentrare gli sforzi sull'ottenimento di risorse che possono servire a migliorare la nostra viabilità e quindi rendere la viabilità più sicura, e anche per quanto riguarda la tutela e la sicurezza degli automobilisti e delle persone che vi transitano. Ecco, relativamente al traffico della zona nord, la strada verso Trapani, attualmente la situazione è un po' migliorata per via dei lavori che si sono fermati, vero? Sì, noi domenica scorsa, per necessità urgenti, l'ANAS ci aveva comunicato che è necessario effettuare in orario notturno un intervento di gettata di cemento sulla struttura, e si era chiusa la strada. Avevamo anche stabilito che era semplicemente in modo sperimentale per verificare se la chiusura dalle 8 di sera alle 8 di mattina del lunedì fosse percorribile per proseguire poi nelle settimane successive. Ci siamo resi conto che la domenica è un giorno piuttosto precario e difficile in questo periodo estivo, e quindi per questa settimana la chiusura non sarà effettuata dalle 8 di sera della domenica alle 8 di mattina del lunedì, ma viene spostata alle 8 di sera del lunedì fino alle 8 di mattina del martedì. Si cambia il giorno in modo tale da consentire alle macchine e a tutti coloro che vanno da e verso le spiagge di poter defluire in modo corretto e più veloce.
Dai controlli fatti dall'Ufficio Scolastico Regionale su disposizione dell'Assessorato all'Istruzione della Regione Siciliana, guidato da Mimmo Turano della Lega, sono emerse irregolarità in 40 corsi su 45 nei 20 istituti passati al setaccio. Per 4 corsi sono già stati firmati i decreti di revoca dell'accreditamento, comunicazioni di revoca sono state trasmesse anche ad altri 20 istituti, mentre ulteriori 10 provvedimenti sono in corso di definizione. Il servizio più approfondito da Trapani. Mandare delle cartoline affrancate all'assessore Turano. Assessore, ti scrivo per dirti: siamo qui per riprendere un dialogo che avevamo cercato sin da quando si è insediato il governo e che l'assessore inspiegabilmente ha interrotto o non ha mai fatto partire. Perché? Perché chiediamo insistentemente, e oggi il sit-in mira a questo, chiediamo insistentemente che venga messo in sicurezza il settore della formazione professionale, perché i lavoratori rischiano il posto di lavoro, sia quelli che in questo momento stanno lavorando, sia coloro che attendono da troppo tempo di lavorare. Gli studenti invece, l'avete dalla vostra parte, gli avete spiegato la problematica, sono contro l'assessore. Anche se può sembrare paradossale farlo, siamo qua anche per tutelare i nostri allievi. Mi riferisco sia agli allievi maggiorenni, agli adulti, che aspettano la partenza del programma GOL, quello per intenderci dedicato agli ex percettori del reddito di cittadinanza, che aspettano che possano iniziare i corsi atti a riqualificarli nel mondo del lavoro e potergli permettere di prendere, oltre al beneficio, ma proprio un mestiere e potersi appunto rimettere nel mondo del lavoro. Avete avuto delle interlocuzioni con lui oppure non vuol sentire niente? Cioè, a me da giornalista piace capire. In 2 anni abbiamo cercato insistentemente di far ragionare l'assessore e fargli capire che in tutta Italia il sistema della formazione professionale è gestito in una certa maniera, cioè mettendo al centro l'allievo, il suo benessere e la sua professionalizzazione rispetto ad altro. E lui non lo fa questo? Questo non siamo riusciti finora a sensibilizzarlo al punto giusto da cominciare a ragionare anche lui e mettere mano a una modifica del sistema. Ridare dignità a queste persone, a questi allievi. Avete capito se c'è da parte sua la sponda per dialogare? Oggi speriamo che con questo momento di protesta l'assessore sia più sensibile e ci dia ascolto, soprattutto dia ascolto ai lavoratori. La formazione in Sicilia rappresenta un mondo strategico, perché formare i minori a rischio di abbandono scolastico o di dispersione scolastica per dare loro una qualifica e accompagnarli nel mondo del lavoro, il lavoro quello vero, quello in regola, è fondamentale per la crescita non solo della Sicilia ma per la crescita della nazione. Diversamente non facciamo che continuare a riempire le sacche di povertà e peggio ancora le sacche di microcriminalità o di criminalità organizzata. Mandiamo una cartolina all'assessore. Cosa scriviamo? Caro assessore, ti scrivo. Caro assessore, ti scrivo di pensare maggiormente soprattutto ai nostri allievi di istruzione e formazione professionale, gli allievi minorenni che sono iscritti ai nostri corsi, nelle nostre scuole, che si sentono allievi di Serie B, rispetto agli studenti delle scuole statali, perché spesso, e non comprendono loro il perché, vedono cominciare più tardi la loro scuola rispetto ai pari età delle scuole statali e soprattutto vedono a volte interrompersi bruscamente il loro cammino scolastico, che a volte dal 3° al 4° anno si ferma addirittura di 1 anno, e questo comprenderà che porta a un disorientamento. Per ottenere bisogna anche cedere qualcosa. Siete consapevoli che non può andare più l'andamento che c'era prima nella formazione? Il mercato del lavoro scommette su nuovi lavori e il mondo della formazione e i lavoratori soprattutto sono pronti, sono qualificati e sono pronti per vincere questa scommessa e creare quei nuovi posti di lavoro che servono, con nuove linee di professionalizzazione e nuovi corsi di formazione professionale. L'assessore eredita una situazione che purtroppo si perpetua da anni, non è che dobbiamo dirlo, non è che arriva Turano ed è il parafulmine di una situazione che... Per carità di Dio, non vogliamo rendere l'assessore Turano il carnefice di questa situazione. Quanto capisco, sperate che Turano dia una sterzata a questo andamento che non va.
Noi vogliamo soprattutto tutelare i nostri allievi, è la prima cosa. Guardi, a volte spesso durante questi sit-in si parla giustamente dei lavoratori, ma gli allievi non sono mai attenzionati quanto invece è corretto farlo. Dignità agli allievi e rispetto per gli allievi. Fiduciosi che l'assessore vi ascolterà? Avendo agli inizi di maggio dichiarato lo stato di crisi del settore, abbiamo chiesto l'intervento del Presidente della Regione con l'apertura di un tavolo permanente di crisi. È quello che oggi ribadiamo all'assessore regionale alla formazione. Ancora oggi siamo alle prese con i ritardi nella programmazione delle attività. Possiamo avere allievi di Serie A e allievi di Serie B. Mi ascolti bene, alcuni dei quali a volte sottratti alle tentazioni della strada. La formazione è anche deterrente alle devianze giovanili. Rimetterli in strada in un periodo di 1 anno, 2 anni, 3 anni può essere a volte devastante per questi allievi. L'attenzione principale deve essere legata a loro. Bisogna garantire gli stipendi ai lavoratori. L'avviso 7 è partito da qualche mese con 1 anno in ritardo, non si è visto un euro. Così come i primi anni degli FP, che è la linea quella più delicata perché è diretta ai minori in obbligo scolastico e al rischio di abbandono, la prima anticipazione l'assessorato la sta elargendo a corsi già finiti. Noi siamo qui in portineria e speriamo di salire sopra. La voce alla controparte bisogna darla pure. Vediamo intanto se siamo fortunati ad accedere nella presidenza. Noi siamo pronti a dialogare con l'assessore. È stata bocciata col voto segreto all'Assemblea regionale siciliana l'assemblea per l'elezione diretta dei presidenti delle province, 25 voti favorevoli e 40 contrari. L'articolo 1 conteneva alcuni principi cardine della riforma che avrebbe riportato in vita le province siciliane, tra questi appunto l'elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri provinciali. Intanto è stata varata la manovra estiva. Il servizio da Trapani. La manovra finanziaria della regione siciliana approvata all'ARS è un lungo elenco di sovvenzioni e contributi a pioggia che accontentano un po' tutti, sia a destra che a sinistra. Il maxiemendamento al disegno di legge iniziale, frutto delle trattative serrate della scorsa settimana, alla fine ha ottenuto il via libera senza troppi intoppi, completando una manovra che era già di per sé molto condivisa, come rivendicato dallo stesso presidente dell'ARS Gaetano Galbagno. Il valore complessivo della manovra, inizialmente stimato intorno ai 160 milioni, lievitato fino a circa 220, anche se si tratta di stime preliminari. Non c'è da sorprendersi, visto che gli elenchi approvati contengono contributi per una miriade di enti locali siciliani. Si va dal 1 milione di euro per la rimozione della cenere vulcanica dell'Etna ai 400.000 euro per il festino di Santa Rosalia a Palermo, passando per i 300 alla Banca degli Occhi dell'ospedale civico e i 10 milioni di aiuti al settore agricolo. Oltre 4 milioni vanno alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi con cifre che vanno dai 50.000 euro per alcuni comuni minori fino ai 600.000 per Belpasso. Previsti anche 2.000 voucher sportivi da 200 euro per i giovani dai 6 ai 16 anni, per un totale di 400.000 euro. Singoli contributi vanno anche a società sportive come il Trapani Calcio e il Marsala Volley. In ambito culturale e turistico 300.000 euro vanno alla Fondazione Teatro Pirandello, 250 per le Orestiadi di Gibellina, 100.000 al Centro Pio La Torre. Per il turismo previsti oltre 1 milione per incrementare quello interno, 195.000 ai paesi dei Nebrodi, 300 ad associazioni per eventi nel Palermitano. La manovra stanzia poi centinaia di migliaia di euro per fiere, feste, sagre in tutta la Sicilia, 80.000 all'antica fiera del Castello di Augusta, 150 al Festival della Pasta, 50.000 allo Sfincione Fest di Bagheria. Il giro podistico di Castelbuono riceve 50.000 euro, il Gran Galà del Gambero Rosso di Mazzara 100.000. In totale la voce sagre ed eventi arriva a 10 milioni. Numerosi anche i contributi al settore religioso. 50.000 euro vanno alla diocesi di Monreale, 150 a quella di Catania, 400.000 per le coperture della parrocchia di Campobello di Licata. Centinaia di migliaia di euro vengono stanziati per il restauro e la manutenzione di chiese e monasteri in tutta l'isola.
Per gli enti locali sono previsti stanziamenti per centinaia di comuni. La città metropolitana di Catania riceve 100.000. Per videosorveglianza a Belpasso, Riposto, 1,3 milioni per riqualificazione urbana. Regalbuto ottiene 1,2 milioni, Centuripe 500.000, altri comuni da 100.000 fino a 750.000 euro. Per infrastrutture sociali, Biancavilla riceve 250.000, 3 capoluoghi per Gela previsti 800.000 euro, per Caltanissetta 200. In ambito sociale 50.000 euro vanno al Centro Padre Nostro di Palermo, 150 al telefono arcobaleno, previsti fondi per disabili, carcerati, anziani. Il capoluogo siciliano riceve 90.000 euro complessivi, Pachino 195, Misilmeri e Paternò 80, Modica 135.000. In totale si tratta di una pioggia di risorse che accontenta un po' tutte le anime politiche, con piccoli e grandi stanziamenti distribuiti capillarmente su tutto il territorio regionale. Il governatore Schifani e l'assessore al bilancio Dagnino possono rivendicare adesso il risultato di questa manovra, che è stata il banco di prova della nuova maggioranza. Non mancano tuttavia le polemiche da parte delle opposizioni per una legge che viene vista come mera distribuzione di prebende a scopo elettorale. L'assessore Di Tamaio, dopo la sua sospensione, ha presentato il ricorso. Intanto, afferma, continua a lavorare. Il servizio di Margherita Trupiano. Oggi giornata meravigliosa, direzione Augusta per un incontro con il mondo produttivo. È positivo e sereno Di Tamaio dopo il provvedimento di sospensione emesso a suo carico per 20 giorni dal partito assieme al capogruppo di Forza Italia al comune di Palermo Ottavio Zacco, dal collegio dei Proviviri, dopo il loro deferimento da parte del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. In merito alle notizie delle ultime ore afferma: abbiamo preparato il ricorso al provvedimento di sospensione chiedendo la revoca immediata. Nel frattempo continuiamo a lavorare per la Sicilia perché, a differenza di altri, sottolinea, non ho mai campato di rendita, e lo scrive sul suo profilo Facebook. Tema della contestazione: alcune frasi pronunciate da Zacco nel corso di una manifestazione elettorale di Forza Italia del 7 maggio 2024 in occasione delle elezioni europee. La decisione dei Proviviri, commenta Zacco, a parer mio è un chiaro messaggio politico e ha come sfondo logiche che non mi appartengono. Nonostante ciò continuerò a lavorare per il bene di Palermo e dei cittadini, come ho sempre fatto, conclude. Serata di gala il prossimo 4 agosto per la 13ª edizione del Contest di Agrigento Oggi, fotografa San Calogero. Ce ne parla sempre Margherita Trupiano. Si terrà domenica 4 agosto a partire dalle 20:30 nella location delle Fabbriche di Agrigento, situate nel cuore del centro storico, la 13ª edizione del concorso Fotografa il mandorlo in fiore e Fotografa San Calogero. Durante la serata verranno premiate le migliori foto a colori e in bianco e nero dei singoli concorsi. L'evento, promosso e organizzato dal giornalista Domenico Vecchio, direttore e responsabile della testata Agrigento Oggi, prevede anche premi speciali: la migliore foto destinazione turistica in collaborazione con il distretto Valle dei Templi e la migliore foto al femminile ideata dalla Tua Trasporti Urbani di Agrigento. L'evento premierà anche figure di spicco come Marco Savatteri, recentemente esibitosi a Los Angeles durante la tappa dell'Amerigo Vespucci, l'Alessandra Montana, inserita nella prestigiosa classifica Forbes delle 100 donne leader vincenti e fondatrice di Allumeus Communication, e Silvio Schembri, noto giornalista. Un riconoscimento speciale andrà anche a Tano Siracusa, fotografo di lunga data con una carriera legata ai temi del viaggio e alle feste popolari. Durante la serata si alterneranno momenti musicali e saranno proiettate tutte le foto finaliste. Al via domani 2 agosto con il berretto a sonagli la rassegna teatrale Pirandello al Caos.
Sentiamo in merito Dino Barone, presidente dell'associazione Il Cerchio, che ha organizzato l'evento. Al via da domani 2 agosto con il berretto a sonagli la rassegna teatrale Pirandello al Caos, dove sono previsti anche diversi appuntamenti. Ne parliamo con il presidente dell'associazione Il Cerchio. Sì, siamo qui in mezzo anche a tanti viaggiatori che stamattina abbiamo trovato a Piazzale Caos, a 2 passi dalla casa natale di Luigi Pirandello, che sono ben felici di avere soggiornato qui la notte in quanto hanno il possesso del camper, però vogliono essere ora guidati. Non esiste una guida ufficiale da parte dell'amministrazione, ma molte volte cerchiamo di sostituirci noi per quello che è possibile fare, perché noi gestivamo la meravigliosa sala dove si poteva accogliere sia il forestiero sia il residente per dare lumi su Pirandello. Oggi siamo qui per parlare davanti a questi viaggiatori della rassegna che inizia domani sera alle 21 e che inizia col berretto a sonagli con la regia del maestro Sorbello da Catania e la sua compagnia teatrale, che è molto conosciuta anche su questo palco e che quest'anno per il Parco Letterario, senza contributo di nessun ente pubblico, si esibirà e speriamo fra tanti. Già abbiamo venduto tanti biglietti, ce ne sono ancora in vendita, quindi si possono prendere sia la stessa sera, sia se volete anche da stamattina in poi, come quelli che già abbiamo venduto. Sono posti numerati, ne abbiamo riservati qualcuno alle autorità, tra queste spicca, diciamolo pure, importantissimo, perché abbiamo l'ausilio non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista organizzativo, del dottor Sciarratta, architetto Sciarratta del parco archeologico, che fornirà l'uso gratuito dei bagni, in quanto questa struttura per il pubblico non ha dei bagni in questo momento, che sono stati tolti immotivatamente da qualcuno. Gli altri appuntamenti, Presidente? Gli appuntamenti sono domani il 2, poi ci sarà il 9 di agosto e poi ci sarà il 23 agosto con altre commedie, un'altra gestita l'ultima sempre dal maestro Sorbello e la seconda, quella del 9 agosto, dall'associazione culturale, diciamo, che è segnata qui, molto famosa, Concordia, con i suoi attori, che si esibirà sulla tematica famosa La Giara, che è uno dei momenti più magistrali, anche se molte volte è ritenuto elementare. Non è assolutamente elementare. A Giara è uno dei momenti fondamentali del pensiero pirandelliano. Quindi il 23 agosto altro appuntamento per concludere? Sì, il 23 agosto abbiamo invece con il maestro Sorbello abbiamo il treno a Fischiato, riscritto e riadattato dallo stesso Sorbello, che è un elemento, non dico fondamentale, ma è il pensiero pirandelliano, è la pazzia che si inserisce all'interno di un uomo, di un professionista, che cerca di trovare il momento in cui poter sognare mentre lavora, sognare di poter viaggiare nel mondo, viaggiare nella vita. Per Pirandello il viaggio era la massima della sua vita e di quella che dovremmo avere ciascuno di noi. Anche la zona dell'Ennese è stata colpita da incendi, causando gravi problemi, in particolare nella zona di Pergusa. Intervenuta prontamente la protezione civile, facendo evacuare gli abitanti della zona. Il servizio da Palermo. Un incendio è divampato ieri a Pergusa, in provincia di Enna, in contrada Zagaria, dove la protezione civile ha provveduto ad evacuare alcune abitazioni. La zona, infatti, è molto popolata. Sul posto presenti i vigili del fuoco, 2 autobotti della forestale insieme a 3 squadre e 3 elicotteri. Un altro rogo è divampato al confine tra Trappeto e Terasini, in contrada Città del Mare, nel Palermitano. Le fiamme erano molto alte e hanno minacciato alcune abitazioni. 5 villette sono state evacuate, ma non sono state raggiunte dal fuoco. I pompieri, forestali e volontari della protezione civile sono stati aiutati dall'intervento di un Canadair. Dopo diverse ore, il rogo, che ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea, è sotto controllo, ma le squadre antincendio sono ancora in zona per le operazioni di bonifica che continuano sotto il controllo anche nella giornata odierna. Linea alla regia per la pubblicità.
Stop al presidio davanti alla regione siciliana organizzato dalla Coldiretti, viste le rassicurazioni avute dalla presidenza della regione e il servizio da Trapani. Diciamo, la prima notte è andata, le interlocuzioni che devo dire con il governo regionale sono buone e stanno accelerando, quindi speriamo di concludere tutto al più presto. Il piano per la gestione e il contenimento della fauna selvatica in Sicilia sarà elaborato entro i prossimi 30 giorni dal Dipartimento regionale per lo sviluppo rurale. E quanto emerso nel corso di un incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri a Palazzo d'Orléans con i vertici di Coldiretti, che alla luce di questa assicurazione ha rimosso il presidio di protesta in Piazza Indipendenza. Si tratta di uno strumento programmatico di durata quinquennale finalizzato a mitigare i danni causati alle coltivazioni dalle specie selvatiche fuori controllo. Andrà ad aggiungersi alle attuali misure già in atto, come il programma per l'eradicazione della peste africana nei suini e nei cinghiali, che ha già portato all'abbattimento di 3.800 capi. Sono sempre disponibile, ha ammesso il governatore Renato Schifani, al dialogo costruttivo e anche questa volta il mio governo ha ribadito la propria solidarietà ad un settore strategico per l'economia dell'isola con misure concrete. Continueremo il confronto con le associazioni di categoria per individuare insieme le misure più idonee a supportare tutto il mondo agricolo e zootecnico. Stiamo affrontando una fase emergenziale, ma con l'impegno di tutti riusciremo a superare le avversità. L'elaborazione del piano rientra nel quadro di una serie di impegni già assunti e mantenuti dal governo in favore dei settori agricolo e zootecnico. Tra questi i 20 milioni stanziati per i voucher Fieno, che proprio in questi giorni viene erogato e che è stato attivato in meno di 2 mesi. Il contributo di 10 milioni di euro ai consorzi di bonifica per la riduzione dei canoni irrigui, approvato in aula all'interno della manovra finanziaria. L'istituzione di un tavolo di confronto permanente, ancora il riconoscimento delle condizioni di forza maggiore e di circostanze eccezionali, che ha avuto il via libera, peraltro, dalla Conferenza Stato-Regioni, e tutti gli altri interventi in corso o già portati a termine per mitigare ogni effetto di questa brutale crisi. Il clima è cambiato, dobbiamo essere più efficienti per garantire alle nostre aziende di poter andare avanti e garantire posti di lavoro e un'economia sana, ma soprattutto a portare avanti quella che è la nostra grande storia di agroalimentare. Alessandro Vita, cantante e autore del gruppo musicale AT+, Alcol Test Positivo, ci presenta il nuovo brano musicale ispirato alla mancanza di acqua in città dal titolo Bonamoruni, sul problema appunto dell'acqua mai risolto. Per l'occasione abbiamo anche intervistato una turista spagnola che si trovava nei pressi della casa natale Pirandello, Silvia, chiedendole se ha avuto problemi con l'acqua. Alessandro Vita qui per comunicarci un'iniziativa sua musicale editoriale. Quale? Sì, siamo qui perché noi col nostro gruppo AT+, siamo sempre stati sensibili alle problematiche del nostro territorio, della nostra terra. Infatti abbiamo scritto pezzi come Gente di Culura, che qualcuno ricorderà, che parla di immigrazione, Mafia, e Caminanno, che parla proprio di guerre. Quest'anno abbiamo scritto un nuovo pezzo, visto la situazione odierna, parliamo della mancanza d'acqua, soprattutto ad Agrigento, quindi molto vicino al nostro territorio. Il pezzo si intitola Bonamoruni. Però ci tengo a dire una cosa molto importante: non è un pezzo di denuncia, non è un pezzo che vuole colpevolizzare nessuno, ma noi, come sempre facciamo, scriviamo le cose così come stanno, anche perché quello del problema dell'acqua è un problema atavico. Io ricordo da bambino andavo con mio padre con i bidoni a riempire l'acqua, quindi si parla di tanto tempo fa, quindi è un problema che non è a Bonamorone, naturalmente, è un problema che c'è sempre stato e non è stato mai risolto.
Noi con questo pezzo vogliamo semplicemente mettere in evidenza questa situazione che ancora è attuale, e quindi cercandolo di fare in maniera semplice, pulita, chiara, attraverso la musica. Come lo presenterete? Allora, noi abbiamo registrato già il pezzo da Monostudio, Ettore Braggio, stiamo facendo un video, ecco perché siamo qua in questo bellissimo posto che è Piazzale Caos. Abbiamo fatto una chiacchierata da bar, ma sempre a livello intellettuale, col professore Barone, che ci ha voluto qui questa mattina per discutere ancora di questo pezzo, e quindi a breve uscirà il video, e vi faremo sapere al più presto quando sarà la data. Femminile al tuo fianco, e se la presentiamo e Sì. cerchiamo di capire come mai abbiamo questo. Questa mattina, gironzolando e parlando qui assieme al professore Barone, abbiamo incontrato una splendida donna che viene dalla Spagna, ma lei è italiana di Milano, a cui abbiamo spiegato le nostre iniziative, quello che abbiamo discusso fino adesso, e abbiamo detto se lei da turista ha avuto problemi con l'acqua. Lei è Silvia. Sono qui in vacanza da una settimana in quest'isola bellissima e in effetti sì, il problema d'acqua c'è, nel senso che noi siamo abituati con il camper a, diciamo, riempire bottigliette nelle varie fontane che si possono trovare, e qui invece l'acqua non è potabile, e quindi abbiamo dovuto comprare l'acqua e soprattutto, anche oltre al fatto che chiaramente è un problema, nel senso che ogni volta che andare al supermercato eccetera, lo spreco di plastica. Questa cosa ci ha colpito molto in effetti, perché ogni bottiglia si beve in nulla visto il caldo, e quindi sì, confermo, quindi bella iniziativa anche la canzone. Che impressione hai avuto della nostra città, qui la casa Pirandello, insomma questa atmosfera? Questa casa è meravigliosa. Io lavoro peraltro con le associazioni culturali di teatro, musica, quindi è un'iniziativa secondo me bellissima in un posto splendido. Peccato questo incendio che mi avete appunto spiegato e fatto vedere, speriamo in una prossima ricostruzione. Io, se posso, ci tengo a dire ai miei fan di seguirci sulla pagina di YouTube. Cercate AT+ col segno matematico più alcol test positivo. Seguiteci e avrete delle belle novità. Salvata una poiana dall'associazione di volontariato ERA e consegnata al WWF di Caltanissetta per le cure del caso. Presidente, avete trovato una bellissima poiana nel territorio di Campofranco. Sì. Allora, abbiamo trovato questa poiana circa alle ore 13, questa poiana saltellava ed era anomala. L'abbiamo subito presa, abbiamo cominciato a fare i primi soccorsi. I primi soccorsi consistevano nel dare acqua e cibo e metterla in sicurezza, perché la poiana non ama molto stare fuori, ama stare al buio, quindi l'abbiamo presa e l'abbiamo messa giù. Presidente, questa poiana oggi dove andrà? Allora, la poiana oggi c'è il delegato del WWF di Caltanissetta, e grazie anche al presidente Ennio Bonfanti che mi ha dato l'opportunità di poter consegnare questo bellissimo esemplare, e andrà al rifugio di questa associazione per poi portarla nel rifugio della Ficuzza oppure qualche altro rifugio. Carmelo, per tutelare questi animali cosa consigli di fare? Intanto è importante fare azioni come quella che stiamo facendo oggi, cioè di salvare e salvaguardare specie di questo tipo, e poi già basterebbe rispettare le regole per riuscire a dare tutela a questi animali, e non solo, ma a tutto il territorio, al nostro ambiente. Si è svolto ieri alla Pinetina di San Leone il torneo calcio a 5 Summer Cup, che ha registrato un'ampia partecipazione di giovani. Per l'occasione anche una torta preparata dal pastry chef Giovanni Mangione. Noi abbiamo seguito l'evento sportivo.
Parliamo di questo torneo che diciamo la prima volta che si fa e che è andato bene. Sì, intanto buonasera a tutti. Questa prima edizione della Summer Cup, Pinetina Summer Cup ha inizio il 1° di luglio per concludersi questa sera con la finale il 31 luglio. Un bellissimo torneo dove hanno partecipato atleti nati nel 2006, 2007 e 2008. Con un fuori quota 2005. È stato un grandissimo spettacolo e speriamo la prossima estate di replicarlo. La cosa bella è stata quella che si sono divertiti, non è successo niente, massimo fair play, massimo sport e divertimento. Grazie a tutti e speriamo di rivederci il prossimo anno. Con quale spirito i ragazzi hanno affrontato Con un grande spirito di sportività e divertimento, è stato uno spettacolo come si è visto anche in tribuna e sul campo, una grande finale per un grande torneo. Grazie. Ringraziamo con l'occasione tutti gli sponsor che ci sono stati vicini e ci hanno dato la possibilità di realizzare quello che abbiamo realizzato. Grazie a tutti, buona estate, buone vacanze e alla prossima edizione. Quale squadra ha vinto? Malta, si aggiudica il torneo alla squadra di Malta. Anche voi avete collaborato alla riuscita di questo torneo, abbiamo visto la presenza di tanti giovani. Sì, è stata una bella manifestazione che si è completata questa sera con una bella finale di ottima qualità. È stato un torneo che si è distinto da tanti altri per la puntualità, per l'organizzazione, per l'attenzione a tutti i piccoli particolari ed ha allietato tutte le serate estive di questo mese di luglio qui alla Pinetina. Un plauso va a questi giovani ragazzi che hanno voluto mettere su questo torneo come organizzatori e speriamo che sia l'inizio di una lunga serie di tornei che organizzeranno ogni estate. I giovani hanno partecipato con molto entusiasmo a questa iniziativa? Sì, giovani abbastanza entusiasti ed è una cosa bella promuovere proprio lo sport e condividere questi luoghi di aggregazione senza trascurare e tralasciare l'importanza che ha lo sport anche nei momenti di svago durante le serate estive. Sentiamo l'arbitro, il secondo arbitro, allora che esperienza, Buono. sì. Esperienza dalle tante esperienze, questo è stato uno dei pochissimi tornei dove ha regnato il rispetto e lo sport. Ragazzi che hanno veramente giocato con tanto di rispetto, di dipendenza l'uno con l'altro, avendo rispetto anche per l'avversario e la finale ne è stata una dimostrazione, la finale. Si è arbitrato finalmente bene. Un'ottima organizzazione, anche noi come arbitri ci sentivamo abbastanza protetti dagli organizzatori, ma più che altro un plauso va a questi ragazzi che dopo un mese di torneo veramente hanno fatto tutte le partite senza mai una lite, senza mai una parolaccia, senza mai una bestemmia, dove proprio, ripeto, ha regnato finalmente lo sport ed era la cosa più importante. Ecco, Maurizio Saieva come responsabile della Saieva Ollus ha voluto un po' sostenere questa iniziativa dedicata ai giovani? Allora, buonasera a tutti, siamo qui presenti perché siamo stati invitati proprio a rappresentare i giovani, la Saieva Ollus è vicina ai giovani, allo sport, a una crescita sana della nostra società, quindi è qualcosa di veramente meraviglioso. Questa sera c'è stato un momento conviviale proprio di gioia nel vivere, effettivamente la Saieva Ollus oggi è presente, siamo stati invitati anche a premiare i ragazzi che hanno vinto e noi siamo semplicemente onorati. I servizi nella città e vivere bene nella città ci rende felici e ci fa stare anche bene, quindi siamo veramente contenti di essere qui questa sera. Giovanni, allora sì, per finire questa torta non è mega, però insomma è abbastanza... Non è una mega torta, siamo di solito abituati a fare le mega torte, questa è una torta circa da un 20 kg. Intanto ringrazio anche sia Roberto, tutti gli organizzatori che mi hanno coinvolto e hanno avuto fiducia nella mia professionalità. Questa è una torta circa di 20 kg con la ricotta, abbiamo fatto una bagna ad Alchemens che è un liquore molto abbinato, è anche un liquore che è difficile trovarlo nelle zone. Abbiamo messo la frutta candita e poi abbiamo dedicato con il logo la Pinetina, che sarebbe la squadra che ci hanno un pochettino coinvolto. Aggiungo che intanto ringrazio il pastichef Giovanna Mangione per questa straordinaria torta che andrà adesso a Ruba. Dico, noi vogliamo, è stata la nostra prima esperienza, la nostra prima edizione e volevamo appunto concludere con il dolce, proprio perché qua è un divertimento, sport, valori, aggregazione e volevamo divertirci, per cui ora daremo a tutti la torta in offerta. Okay? Oltre che per la pressione del campo, anche per la collaborazione.
Lunedì 5 agosto alle ore 10:30 la squadra dell'Akragas sarà presentata ufficialmente alle istituzioni della città nel corso di una cerimonia al Teatro Pirandello di Agrigento. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili per chi volesse partecipare all'evento. Saranno presenti dirigenti, collaboratori, calciatori e lo staff tecnico. Successivamente, a pochi giorni dall'inizio della stagione ufficiale, la squadra sarà presentata alla città, ai tifosi e agli sportivi. Data e location saranno comunicati tempestivamente dall'ufficio stampa del club biancazzurro. Vediamo ora un servizio approfondito da parte del collega Carmelo Lentini. Quarto giorno di lavoro per la nuova rosa biancazzurra dell'Akragas, che al Seneto continua a sudare per preparare al meglio la prossima stagione agonistica di Serie D. Un ritiro che si protrarrà sino al prossimo 13 agosto per poi riprendere dopo le vacanze brevi agostane che sono state praticamente scelte per rilassarsi. Ma sabato prossimo, 3 agosto, si giocherà il primo galoppo congiunto contro i cugini del Gemini, militante in promozione, per verificare i progressi raggiunti. Intanto ritorna alla base dopo qualche anno di girovagare l'attaccante Vincenzo Tuccio, classe 2001, originario di Gela ma cresciuto nel fiorente vivaio dell'Akragas ai tempi della Lega Pro. Dopo tanta esperienza per i campi di eccellenze D con le maglie di Nissa, Gela, San Cataldese, la scorsa stagione è stato in forza a Ragusa, con cui ha realizzato ben 8 reti. Tuccio è a disposizione del tecnico Lillo Bonfatto da qualche giorno e si allena regolarmente con i propri nuovi compagni. Un altro compito societario è stato invece assegnato all'avvocato Salvatore Rino Cucchiara, stimato professionista legale agrigentino, il quale è stato designato nuovo dirigente responsabile degli affari legali del club. Da molteplici anni al fianco del blasone biancazzurro, però nella veste di grande tifoso adesso c'è l'opportunità di stare maggiormente vicino al suo gigante. Infine nell'organigramma biancazzurro sono stati riconfermati nel ruolo di vicepresidente Roberta Lala, il medico sociale e dottor Salvatore Bottone e come responsabile marketing e social media Ines Casalicchio. E dal ritiro dell'Akragas le prime parole del neo biancazzurro Simone Lofaso, l'intervista. Simone Lofaso, arrivi all'Akragas con quali ambizioni, quali obiettivi personali? L'ambizione è quella di fare bene e anche quella di fare bene soprattutto di collettivo, che poi si trasforma in singolo, perché se si fa bene tutti poi si sa che le qualità del singolo vengono fuori. Quindi io sono completamente a disposizione del mister, come credo anche tutti gli altri compagni. Ora questi primi giorni ci stanno servendo per adattarci e capire quello che lui vuole da noi. Il modulo è anche per conoscerci proprio a livello anche umano e devo dire che mi sto trovando abbastanza bene. Perché hai scelto l'Akragas? Perché da sempre l'Akragas ha una bella storia, è comunque una società che so anche per altre informazioni da altre persone che è una società molto strutturata e lo vedo anche in questi giorni che sono qui. Primi giorni di ritiro, che Akragas sta avvenendo su? Per adesso è presto perché fondamentalmente la stanchezza è tanta, però è chiaro che siamo ai primi giorni di ritiro, ancora passeremo insieme queste 2 settimane per poi lasciarci 2 giorni e riprendere, però credo possa venire una bella, cioè veramente una bella squadra perché siamo tutti ragazzi giovani, a parte qualcuno come Garufo che però è un grande, insomma è il perno del nostro spogliatoio e sicuramente verrà una bella Akragas. Come stai fisicamente? Cosa puoi dare tu a quest'Akragas? No, sto molto bene, è chiaro che mettere benzina in ritiro è fondamentale perché ti aiuta ad avere il carico di lavoro per tutto l'anno, quindi a stare bene. E devo dire sinceramente che io sono pronto a dare tutto il sudore per questa maglia perché devo essere molto sincero, il presidente, il direttore, l'allenatore e tutti gli altri componenti della società mi hanno voluto fortemente e io devo assolutamente ricambiare nel migliore dei modi. Che voto daresti alla tua carriera? Tu hai alle spalle un curriculum importante. No, diciamo non mi sento di dare un voto alla mia carriera. Mi piacerebbe arrivare all'età magari più avanzata possibile, sui 37-38 anni e magari guardarmi dietro e dire che bella carriera ho fatto, però ancora è tutto da scrivere.
Ai tifosi dell'Akragas quale messaggio vuoi lanciare? Di sostenerci come è giusto fare con una squadra e chiaramente verranno, spero il meno possibile, dei momenti dove dovremmo ricompattarci tutti insieme e quello che posso dirgli è che questa squadra darà il massimo impegno per farli gioire il più possibile. E tu personalmente cosa puoi promettere ai tifosi dell'Akragas? Che cercherò di fare più gol possibili, voglio mettermi più obiettivi quest'anno, cosa che comunque negli anni passati ho cercato sempre di non prefissarmi. Quest'anno sono molto più determinato, occuperò col mister, stiamo parlando per un nuovo posizionamento in campo e quindi da poter rendere al massimo. E nell'ambito delle iniziative dell'estate raffatalese si è esibito ieri sera il gruppo musicale dei Collage. Vediamo il servizio. Sì, molto bello ritrovare questo pubblico che abbiamo già conosciuto e assaggiato un po' di anni fa ed è veramente, ma d'altronde qui in Sicilia è sempre una grande festa. Devo ringraziare tutti per questa grande partecipazione. Veniteci a trovare, vi vogliamo bene. Bellissima, bellissima, piena, gremita, entusiasta ed è stato veramente emozionante. Assolutamente, sì, molto, molto bello, emozionante, ti ripeto. Un abbraccio virtuale a tutti, veniteci a trovare perché per noi è sempre una festa. Ciao. Ma io penso che tutte le manifestazioni trascineranno persone a Piazza Progresso, prima perché questa organizzazione è stata richiesta da moltissime persone, ci aspettavano di nuovo la rinascita dell'estate raffatalese e ho avuto la fortuna di trovare Giovanni Gentile, che è un ragazzo che quando si impegna riesce a ottenere risultati favolosi e mi ha ancora una volta dimostrato di essere una persona all'altezza della situazione. Già è la seconda o la terza manifestazione in cui le persone hanno partecipato in massa e ancora ce ne saranno tantissime fino ai primi di settembre. Lo street food ad agosto, i primi di agosto, ma ci saranno tante altre manifestazioni, commedie, altri cabarettisti, altre serate all'italiana in cui si ballerà. Abbiamo cercato di coinvolgere tutte le fasce d'età e ci siamo riusciti, perché come vedete questa sera vedere uno di questi cantanti moderni che coinvolge i giovani non è difficile, i giovani si lasciano coinvolgere facilmente, ma vedere questa sera persone dai 60 anni a 70 anni ballare, cantare, gridare, alzare le mani, accendere il telefonino e quant'altro è stata un'emozione bellissima. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Devo pure soffiarla? Soffia! No, l'ascensore. Non ti bruciare le capelle, perché questo è 70 e 1, mi rubi l'anima, ma poi l'accetti via da me. Io la inseguo e trovo sempre te.
per soldi ed un po' per paura. Lei decise di usare quell'altra natura. Ti sei vendita un viso da bimba perversa e si prese il suo marchio di donna diversa. Non conosceva l'emozione di chi si vuole bene, di chi sa dire sì. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere sul canale 268 in tutta Italia, sulle Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 con replica la mattina alle 9. E questo è tutto per questa edizione, vi auguriamo una buona serata.